Le fiamme, divampate nell'arco di pochissimo tempo, hanno da subito coinvolto l'intero tetto e sottotetto al terzo e ultimo piano dello storico palazzo in fase di ristrutturazione in Campo delle Strope a Venezia, 2 passi da San Giacomo dell'Orio. Ancora da verificare l'origine del rogo, divampato sembra dalla posa della guaina, ma resta ancora un'ipotesi e da verificare. Fortunatamente le condizioni meteorologiche avverse, con la pioggia battente delle scorse ore, hanno coadiuvato l'intervento dei pompieri, giunti subito sul posto con 3 autopompe lagunari, 2 squadre da Venezia e una in rinforzo da Mestre. Ed oggi ancora transennata l'aria, visibili oltre la transenna i segni del fuoco di ieri, con il pavimento ancora e l'acciottolato ancora bruciato. Si sente anche l'odore acre e forte del fumo di ieri. Fortunatamente, dopo tanta paura, nessuno è rimasto ferito. Evacuato l'intero palazzo con tutte le persone presenti nei 12 appartamenti, tanta la paura anche per l'alta colonna di fumo densa e scura e visibile da molto lontano, dalla finestra di fronte, ad assistere in prima persona al fatto questo ragazzo. C'era un odore di bruciato anche con le finestre chiuse, gli scuri chiusi e un sacco di tutta la gente che abitava nel palazzo era qua, saranno stati qua sotto, fuori casa, sotto la pioggia. Hai preso paura quando hai visto tutto quel fuoco? No, sinceramente no. Cioè, pur essendo Venezia una città costruita, basata sul legno, anche sotto tutto il cemento, cioè, sapevo che era sotto controllo, poi c'era la pioggia,